In Veneto sono più di 10.000 e sono in stato di agitazione. Lavoratori di grandi catene alberghiere, spesso extralusso, a Venezia o nel comparto termale Uganeo, oppure nei parchi divertimento del Garda. Il loro contratto è fermo dal 2016. Gli stipendi stanno diventando insufficienti a fronteggiare il costo della vita, mentre la continua crescita di flussi turistici sta rendendo i carichi e le condizioni di lavoro sempre più difficili. Tutti gli altri contratti nazionali del settore sono stati sottoscritti, per il loro da negoziare con Federturismo e AICA, entrambi in area Confindustria, le trattative sono ferme. E la controparte ha messo in campo delle tematiche di parte normativa anche molto delicate che creerebbero grande flessibilità e precarietà in questo settore che di tutto ha bisogno fuorché di questo. Di fronte anche al peggioramento delle condizioni lavorative, gli addetti del settore incroceranno le braccia per 16 ore, 8 ore di sciopero organizzate nei territori e 8 con presidio al Lido di Venezia il 7 settembre. Vogliamo visibilità per questi lavoratori delle grandi catene alberghiere, perciò andremo vicino agli alberghi dove saranno alloggiati i principali attori della mostra del cinema per portare insomma, la nostra manifestazione e le nostre necessità. Ad attendere il rinnovo del contratto di lavoro nazionale è peraltro paradossalmente rimasta solo la frazione di lavoratori turistici impiegata prevalentemente in alberghi di lusso, magari da oltre 1.000 euro a notte, spesso di proprietà di grandi gruppi finanziari. La gente ha bisogno del rinnovo perché in questi anni è stata massacrata e noi vogliamo fortemente avere un rinnovo che preveda che un lavoratore che lavora in un albergo pluristellato, questo va sottolineato, abbia almeno lo stesso stipendio che percepisce un collega che lavora in un albergo vicino ma che di stelle ne ha molte meno.